Buongiorno a tutti, sono Quintavalle Tommaso, benvenuti a una nuova lezione di La salute di casa, progetto della WISP per il quartier San Paolo. Anche nella lezione di oggi inizieremo con il nostro consueto riscaldamento. Se volete partire in piedi, state pure in piedi, noi andiamo a scaldare come al solito il collo. Lo facciamo con un esercizio molto semplice, guardiamo prima da un lato e poi lentamente voltiamo lo sguardo e guardiamo dall'altro lato. Le spalle sono rilassate, è un primissimo esercizio per cui lo facciamo con molta calma, ci concentriamo prevalentemente sul collo e quindi lasciamo le spalle rilassate e pensiamo solo a muovere la testa. Continuiamo l'esercizio guardando questa volta verso l'alto e poi verso il basso. Di nuovo alterniamo questi due movimenti fatti lentamente, senza fretta. Lasciamo scendere la testa giù verso il basso, ci guardiamo tra le punte dei piedi e poi lentamente risaliamo, andiamo su a guardare verso il soffitto. Ancora qualche movimento. E completiamo il riscaldamento per il collo con un esercizio più ampio in cui faremo un movimento circolare che dall'alto con lo sguardo scende lateralmente, prosegue giù verso il basso e poi fa risalire il capo dall'altro lato. Sempre lentamente, questo esercizio in particolare può dare un po' fastidio all'equilibrio, quindi dopo 2 o 3 rotazioni cambiamo giro. Nel frattempo proviamo a farlo diventare bello ampio, quindi andiamo su verso l'alto, allunghiamo il collo, scendiamo di lato, andiamo giù a guardare bene tra i piedi, sgranchiamo bene tutto il collo. E torniamo adesso con lo sguardo frontale, riprendiamo un pochino, se c'è bisogno, l'equilibrio e continuiamo a scendere lungo il nostro corpo con un riscaldamento, un esercizio per le spalle. In un primo momento ci muoviamo lungo una sola direzione, quindi con le spalle e le braccia che sono lungo il corpo, andiamo a spostare il braccio, la mano, il gomito, la spalla, tutto verso l'alto. A salire avviciniamo quindi le spalle alle orecchie, per poi scendere, rilassare e andare un pochino a spingere giù verso il basso. Il ritorno lo faccio controllando il movimento, in salita, avvicino le spalle alle orecchie e poi di nuovo scendo. Un po' alla volta posso provare a salire un pochino di più e quindi incassare un po' di più le spalle, la testa tra le spalle, e a scendere e andare giù con le punte delle dita a spingere bene verso il pavimento. Ultimi movimenti. E rilasso, sgranchisco un po', sciolgo le spalle, che andiamo adesso a muovere in avanti e indietro. Per farlo, come al solito, ci aiutiamo con le mani, andiamo a spingere le mani lontano dal corpo, le spalle seguono e poi riportiamo le mani verso il petto, i gomiti alti si aprono dietro e si allarga, quindi tutto il petto.
e di nuovo spingo in avanti, allontano le mani, porto in avanti le spalle, torno indietro, gomiti alti che vanno indietro, le spalle seguono e andranno indietro. Posso unire la respirazione, fare un bel respiro, inspirare, riempire i polmoni d'aria quando sto aprendo e poi buttare fuori l'aria quando spingo le mani lontano. Apro, inspiro, chiudo, butto fuori. Rilasso adesso le braccia, faccio un po' di movimenti liberi per le spalle, vado a sciogliere, sgranchisco e completo questa prima fase di riscaldamento per le spalle mettendo le mani vicino alle spalle e muovendo i gomiti da una posizione che di partenza indica verso il basso, i gomiti sono giù, rilassati. Andiamo a sollevarli posteriormente, li portiamo dietro la schiena, alti, verso l'alto, continuiamo e poi li spostiamo in avanti per scendere avendo i gomiti davanti al petto. Di nuovo cerchiamo un movimento circolare, il più possibile fluido, da fare senza eccessivo sforzo ma gradualmente. Nel frattempo il corpo si abitua, si scalda e ci concede anche un po' più di spazio, quindi sempre senza saltare i vari step, quindi senza voler subito fare un movimento molto ampio, accompagniamo il corpo e andiamo a disegnare dei cerchi un po' alla volta sempre più grandi. Portiamo quindi i gomiti dietro, apriamo bene il petto, poi proviamo a salire e portarli su all'altezza della testa e quando chiudiamo in avanti li avviciniamo anche tra di loro. E rilasso, sciolgo un po' le spalle, sciolgo un po' il collo, anch'esso coinvolto in questo esercizio, per poi riportare le mani sulle spalle e invertire il giro che stavamo facendo prima. Uguale, i gomiti sono giù verso il basso, salgono questa volta in avanti, cercano una posizione alta e aprono dietro. Abbiamo mantenuto lo stesso esercizio ma abbiamo cambiato il verso. Cerco di salire bene con i gomiti vicini, poi apro, vado su bene in alto, mi stiracchio e scendo dietro. Ancora qualche movimento, se vogliamo anche bello ampio, alziamo bene i gomiti, allarghiamo, guadagniamo spazio. E poi andiamo a rilassare di nuovo, a sciogliere, sgranchire un po' le spalle che sono sempre più attive, sempre più morbide. Scendiamo lungo il corpo, andiamo a fare qualche torsione per attivare anche il resto della parte superiore, quindi svincolando le mani dal bacino andiamo a ruotare il petto, le spalle, lo sguardo, va tutto da un lato e poi al ritorno rilassiamo e riprendiamo la rotazione dall'altro lato. Alterniamo quindi una torsione, un giro a destra e un giro a sinistra. Per aumentare un po' l'intensità dell'esercizio possiamo con lo sguardo andare a guardare dietro di noi, ci guardiamo alle spalle a fine movimento, ruotiamo bene tutto e arrivati alla fine guardiamo dietro di noi. E torno.
mani sui fianchi, questa volta ci aiutano a sostenere il peso, le gambe sono leggere, i piedi sono leggermente divaricati, ci danno un bel sostegno, perché adesso andiamo a muovere il bacino, oscilliamo un pochino lateralmente, prima da un lato e poi dall'altro. Di nuovo lavoriamo con progressione, senza fretta, lasciamo che ogni movimento sia un pochino più ampio di quello precedente, senza voler accelerare subito. Sentiamo se anche la schiena si scioglie un po' alla volta, magari fa qualche schiocco, ci sarà un lato che fa più fatica, ci sarà un lato che invece è più sciolto, si allunga più facilmente. Noi facciamo sempre più attenzione dove il corpo dà maggiore rigidità e soprattutto quando sentiamo che i muscoli tirano un pochino di più, sono un po' più rigidi, cerchiamo di avere più pazienza, proviamo a ripetere l'esercizio una volta in più con un'attenzione in più. Aggiungiamo adesso anche un'oscillazione avanti-dietro, e per cui andiamo a girare il bacino facendo una rotazione. Il bacino si allontana prima da un lato, poi si sposta in avanti e dall'altro lato. Passa per dietro e ricomincia il giro. Diventa quindi un po' più ampio, coinvolge più muscoli, sentiamo la schiena che fa un giro completo, schiocca magari anche in posizioni diverse, e poi concludiamo cambiando giro. Quindi lo stesso movimento, ma ruotiamo dall'altro lato. Ok, ritorniamo in posizione eretta, ci rimettiamo comodi, torniamo brevemente sulla parte superiore del corpo. Voglio fare un altro esercizio per le spalle, questa volta lavoriamo un braccio alla volta, l'altro può stare sul fianco o rilassato. Io parto dal braccio destro che disteso punta prima verso il basso e poi lentamente sale in avanti, si porta su verso l'alto per poi scendere posteriormente. Di nuovo sale davanti al corpo, arriva su verso l'alto e scende dietro. Un movimento che cerchiamo di far diventare adesso un po' più ampio, e quindi spingiamo su bene verso l'alto, allarghiamo bene dietro, cercando di accompagnare il movimento anche con la spalla che avanza un pochino quando il braccio in avanti, va su bene verso l'alto e si sposta all'indietro, così come anche il petto. Adesso fa una piccola torsione, così da permetterci di fare questi ultimi giri molto molto ampi. Un ultimo giro e andiamo a rilassare e sciogliere il braccio. Lo mettiamo sul fianco e cambiamo lato. Di nuovo braccio disteso, anche se non rigido, verso il basso. Sale davanti al corpo, un movimento non molto ampio all'inizio e poi scende dietro. Attenzione, stiamo ripartendo con l'altro braccio, quindi praticamente ripartiamo da zero, dobbiamo di nuovo fare attenzione, lavorare in modo graduale e aumentare l'ampiezza di questo movimento un po' alla volta. Fave. La gran quantità di fibre contenute nelle fave, oltre a influire positivamente sul buon funzionamento dell'intestino,
è in grado di tenere sotto controllo i livelli di colesterolo, in particolare quello cattivo, favorendo così la salute dell'apparato cardiovascolare. Questi legumi regolano anche l'assorbimento degli zuccheri nel sangue, evitando picchi di glicemia e contribuendo a prevenire il diabete. Proviamo ad andare quindi su con la mano verso l'alto e scendere dietro. Accompagnando un po' alla volta il movimento anche con la spalla. Quindi quando il braccio sale, la spalla avanza un po', si porta la mano in alto, spinge un pochino su e poi scende dietro con la spalla che si allarga e accompagna. Ultimi movimenti belli ampi. E poi completiamo e rilassiamo il braccio, la spalla. Andiamo a sgranchire un po' e ritorniamo da dove avevamo interrotto il riscaldamento, quindi sulla parte del bacino. Questi esercizi possiamo farli anche seduti, quindi adesso ci sediamo, prendiamo posto sulla nostra sedia e andiamo a vedere qualche esercizio che comunque sono quelli che ormai conosciamo e lo riprendiamo da seduti. In particolare vogliamo lavorare sul bacino, lavoreremo sulla mobilità e quindi sull'apertura e lo facciamo aiutandoci anche con una mano se c'è bisogno. Accompagniamo il piede e il ginocchio in un'apertura, appoggiamo il piede di fianco alla sedia e poi torniamo sul posto con entrambi i piedi davanti pari e cambiamo lato. Allargo, appoggio lateralmente e torno. Alterno un movimento della gamba destra con un movimento della gamba sinistra. Senza sforzare, mi posso sempre aiutare con le mani e un po' alla volta posso sperimentare, posso provare a allargare un pochino di più. Primi movimenti non esageriamo, sentiamo che il corpo oppone subito un po' di resistenza, un po' alla volta, magari guadagniamo un centimetro, basta anche solo un centimetro per sentire che la coscia e quindi la muscolatura pian pianino si allunga, fa meno resistenza e con le ripetizioni riusciamo poi a sentirci più elastici, riusciamo a sentire che riusciamo a appoggiare il piede lateralmente e fare una bella apertura senza sforzo. Se siete molto elastici, se non avete difficoltà, potete con il palmo della mano andare un pochino a aumentare l'ampiezza dell'esercizio spingendo il ginocchio verso dietro, sempre senza esagerare. Ultimi movimenti, se vogliamo belli ampi. E torno con i piedi pari davanti alla sedia. Scendiamo un pochino lungo la gamba, quindi divarico un pochino i piedi in modo da avere un po' di spazio tra le ginocchia, non serve molto, basta all'altezza della sedia o poco più larghi. E questa volta, anche se siamo seduti, riprendiamo quell'esercizio in cui con le ginocchia andiamo a scendere con un ginocchio all'interno del corpo, l'altro verrà accompagnato naturalmente all'esterno e poi risaliamo e ripetiamo dall'altro lato. Un pochino ruota anche il bacino, si prende spazio sulla sedia e una ripetizione alla volta proviamo, anche se non ci arriveremo, idealmente ad avvicinare un pochino il ginocchio alla caviglia opposta. Quindi perfetto, il ginocchio
si piega all'interno, entra, sentiamo che si allunga la coscia posteriormente. Allo stesso modo, quando si allarga all'esterno invece si allungherà interiormente. I piedi accompagnano il movimento, quindi anche la caviglia, il piede che non è sempre fisso per terra ma si piega, anche la caviglia verrà un po' stimolata in un movimento laterale. Ultime ripetizioni. E torno seduto, riprendo una posizione un po' più stabile sulla sedia e scendo lungo il corpo per lavorare questa volta direttamente sulle caviglie. Per farlo un piede alla volta, così da essere più efficaci, più concentrati. Porto avanti un piede di riferimento e anche guardandolo, questo aiuta quando facciamo un esercizio. Cerco di sollevare il tallone mantenendo la punta per terra e poi portare il tallone lateralmente, bello ampio, lo faccio scendere, passa vicino al pavimento e risale internamente. Un esercizio che conosciamo, che questa volta facciamo da seduti e quindi diventa più facile controllare. L'obiettivo è quello di fare un bel cerchio, di fare un bel movimento ampio della caviglia e sentire come ad ogni ripetizione riusciamo a guadagnare un pochino di spazio. Avere un piede solo e non due da muovere ci aiuta a essere più concentrati sul movimento. Prima di cambiare piede proviamo a invertire per qualche ripetizione il giro. Quindi il tallone si apre esternamente, sale e scende all'interno. Ok, sciolgo un pochino e cambio piede. Porto davanti l'altra gamba, mi concentro sull'altra caviglia, posso continuare a guardare così da avere ben chiaro quello che sto facendo. Il tallone è sollevato, la punta resta a terra, si apre lateralmente, scende verso il pavimento e torna all'interno. Di nuovo un movimento circolare. Guardare la caviglia, guardare il movimento che fa, aiuta a controllarlo. Come prima, concludiamo questo esercizio invertendo il giro, quindi portando la caviglia all'esterno e poi sollevandola, facendola scendere all'interno. Ok. Torno con i piedi pari, sgranchisco un po', posso fare qualche passetto, battere un pochino i talloni a terra e poi andare a distendere le gambe senza sforzo davanti al corpo, appoggiare i talloni per terra, le punte sono naturalmente sollevate, vado a spingere con i piedi, con le punte in avanti, allungo del tutto la caviglia e poi recupero le punte, le riporto verso il corpo e quindi porto i piedi, diciamo così, a martello, li avvicino più possibile al petto e alterno, distendo, quindi allungo del tutto e poi recupero, avvicino al corpo. Senza sforzare all'inizio, un po' alla volta come al solito possiamo provare a spingere un pochino di più. Sentiamo come lavorano anche i muscoli che si contraggono. Quando spingo in avanti con le punte saranno i polpacci qua dietro, quando recupero le punte e le porto vicino al petto saranno invece
qui davanti. Ok, sciolgo un po' adesso, quindi torno con i piedi in posizione, posso muovere un po' il piede. Rimaniamo sempre sulle caviglie, lavoriamo con esercizi di mobilità. Riportiamo i piedi in appoggio con i talloni davanti al corpo e le punte questa volta le facciamo scendere da un lato, risalire e giù dall'altro lato. Sempre un esercizio per le caviglie che coinvolge però tutta la gamba fino al bacino. Ultimi movimenti e poi andiamo a rilassare, a sciogliere definitivamente questa articolazione sulla quale siamo rimasti diversi esercizi. Concludiamo come siamo abituati con l'articolazione dei polsi. Siamo seduti, quindi è più facile pensare di essere a tavola, di avere un piano davanti a noi sul quale appoggiare le mani e sul quale farle scorrere e allargare con le dita che spingono verso l'esterno e poi tornano a guardarsi, vanno verso l'interno. Alterniamo un movimento in cui chiudiamo, portiamo le dita tra di loro a guardarsi, volendo un po' anche verso il petto. Un altro movimento in cui si allargano e puntano all'esterno. Ultimi movimenti e sciogliamo un pochino i polsi. Torniamo con le mani sul tavolo, diciamo. Questa volta li giriamo verso l'alto, quindi i palmi sono rivolti verso il soffitto e andiamo a chiudere un pugno e poi ad aprire la mano. Lo facciamo con entrambe le mani, chiudiamo un po' il pugno e poi allarghiamo. Non serve stringere forte, pensiamo di portare le dita prima verso il palmo, quindi facciamo un pugno e poi allarghiamo e distendiamo il più possibile. Partiamo piano perché questo esercizio, se fatto subito molto forte, con tanta intensità, può dare un po' di fastidio, non tanto al polso che non ne risente, ma alla muscolatura delle braccia. Di nuovo sciolgo un pochino i polsi, li muovo un po', concludo la mobilità e il riscaldamento mettendo una mano dentro l'altra e facendo qualche movimento circolare in cui un polso flette l'altro e lo accompagna in un movimento il più possibile fluido e circolare. Fave. La gran quantità di fibre contenute nelle fave, oltre a influire positivamente sul buon funzionamento dell'intestino, è in grado di tenere sotto controllo i livelli di colesterolo, in particolare quello cattivo, favorendo così la salute dell'apparato cardiovascolare. Questi legumi regolano anche l'assorbimento degli zuccheri nel sangue, evitando picchi di glicemia e contribuendo a prevenire il diabete. Questo esercizio lo facciamo tenendo semplicemente le mani davanti al corpo, col palmo rivolto verso l'alto, e quello che proviamo a fare è andare a unire il pollice al mignolo per poi allargare le due dita e unire il pollice, allargare, unire il pollice al medio e poi infine il pollice
all'indice. Ripetiamo l'esercizio mantenendo la stessa sequenza, ogni volta andando ad allargare bene la mano e a far toccare i polpastrelli di 2 dita. Pollice sempre coinvolto, ogni volta cambiamo dito e li scorriamo tutti dal mignolo ad arrivare all'indice. Cerchiamo di avere cura ogni volta di aprire la mano, quindi far toccare tra di loro le 2 dita e poi distendere la mano aprendo bene il palmo e rilasso un po', sgranchisco le dita, qualche piccolo movimento, se serve un massaggio andiamo a premere, a muovere un pochino le dita, una mano aiuta l'altra e torniamo nella posizione dell'esercizio precedente, la mano distesa col palmo verso l'alto. Ora proviamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Per ogni dito, compreso il pollice, proviamo tenendo le altre dita rilassate, a chiudere e appoggiare il polpastrello sul palmo. Iniziamo dal mignolo e poi, come prima, continuiamo la sequenza passando per il medio, l'indice e infine a chiudere con il pollice. Passiamo tutte le dita, sempre in un movimento che prima è di apertura e poi di chiusura. L'obiettivo è sfiorare, toccare il palmo della mano con tutte le dita. L'ordine non è importante, l'importante è fare questo esercizio utilizzando tutte le dita della mano. Ok, un'ultima ripetizione. E di nuovo andiamo a sciogliere un po' e sgranchire le dita. L'abbiamo fatto per un tempo breve questo esercizio. Se ripetuto più volte nel tempo, un esercizio semplice che può sembrare quasi banale può diventare molto impegnativo. Inizierà a farsi sentire tutta la muscolatura delle mani che non siamo abituati a utilizzare in questo modo. Ultimi massaggi, quindi andiamo a muovere, sciogliere le dita che sono appena state impegnate in questi esercizi e torniamo ai nostri esercizi da seduti per le gambe. In particolare prendiamo posto sulla sedia in modo da essere ben stabili. Indietreggiamo un pochino, cerchiamo di non appoggiarci sullo schienale, quindi abbiamo sempre un po' di spazio tra la schiena e lo schienale della sedia. Se c'è bisogno possiamo impugnare la seduta per avere più stabilità. Andiamo a distendere una gamba alla volta davanti al corpo senza fretta e quindi con un piccolo movimento che porta prima di tutto a staccarsi il piede da terra. Poi se riusciamo possiamo andare a distendere completamente la gamba e quindi avere un'unica linea dritta ed infine, volendo aumentare un po' l'intensità, volendo fare un esercizio un po' più difficile, per chi volesse può anche distendere la gamba e portare il piede a martello, quindi portare la punta verso l'alto. Ultime ripetizioni e riappoggi i piedi davanti al corpo, sciogliendo un pochino con qualche movimento o un massaggio. Stessa posizione, cerchiamo di rimanere con la schiena possibilmente dritta senza appoggiarci dietro sullo schienale. Andiamo a staccare un piede alla volta da terra, questa volta non distendendo la gamba ma sollevando il ginocchio. Quindi prima un lato poi l'altro,
sollevo un po' il ginocchio, lo porto verso l'alto, non serve molto, e alterno destra e sinistra come in una marcetta. Non serve portare il piede molto alto, così come nemmeno il ginocchio. Evitiamo di farci cadere, diciamo così, all'indietro, piuttosto tengo il ginocchio un pochino più basso e mantengo una posizione dritta della schiena. Ok, sciolgo di nuovo la muscolatura, rilassando, appoggiando, facendo qualche piccolo movimento. Posso ribattere i piedi a terra delicatamente e aumentiamo l'intensità di questi esercizi lavorando con entrambe le gambe contemporaneamente. Ci possiamo di nuovo ristabilire sulla sedia, tenere sulla seduta e andiamo a distendere una e due gambe contemporaneamente davanti al corpo. Controlliamo la discesa, appena i piedi toccano terra risalgono. Non serve sollevare i piedi tantissimo, anche semplicemente staccarli da terra è un esercizio. Se invece qualcuno si trova comodo, si trova a fare questo esercizio senza sforzo, può provare a distendere bene la gamba, contrarre bene quindi i muscoli qui delle cosce e magari tenere i piedi a martello, quindi con le punte che indicano su verso l'alto. Ok, ultimissimi movimenti, cerco di contrarre bene, dovrei iniziare a sentire una sensazione di calore qui sulle cosce e rilasso. Abbiamo lavorato con questi muscoli molto ampi, possiamo adesso fare un piccolo massaggio, automassaggio, utilizzando il palmo della mano o anche le nocche. Andiamo a premere e spingere lungo la muscolatura. Ok, completiamo i nostri esercizi per gli arti inferiori in piedi. Ci rialziamo, abbiamo già lavorato abbastanza con la muscolatura, quindi ci siamo, diciamo così, scaldati bene. Ultimi esercizi li faremo in piedi con la sedia di fianco al corpo. Cerchiamo, se lavoriamo soprattutto all'aperto, di non avere ostacoli come radici, sassi, che potrebbero sbilanciarci o farci scivolare. Se siamo in casa invece assicuriamoci di avere una situazione comoda, con la possibilità di un sostegno, che nel nostro caso è una sedia, ma potrebbe essere anche un tavolo o un altro mobile, che ci aiuta a mantenere l'equilibrio nel caso in cui durante l'esercizio ci sentiamo un po' instabili. Ho messo la sedia di lato perché voglio potermi spostare in avanti e indietro, e lo faccio con un piccolo passo, prima con una gamba e poi, una volta tornato sul posto, con l'altra. Attenzione come al solito all'equilibrio, mi interessa soprattutto che noi facciamo attenzione, quindi poniamo il nostro obiettivo sull'essere stabili. Ogni volta che appoggio il piede devo sentire il peso su tutta la pianta, essere in equilibrio e poi tornare sul posto. Solo così, una volta che abbiamo preso bene confidenza con questo primo semplice esercizio, possiamo progredire. Per aumentare un po' l'intensità, quindi la progressione naturale di questo esercizio, è fare un passo un po' più ampio. Diventa più difficile mantenere l'equilibrio e diventa più impegnativo muscolarmente dover tornare poi sul posto. Non facciamo mai, come si dice, il passo più lungo della gamba, quindi non vogliamo sforzare in questo esercizio un passo troppo ampio che ci può sbilanciare o rendere molto faticoso il ritorno sul posto.
Ok, torniamo sul posto, qualche piccolo passetto da fermi ci aiuta a sciogliere la muscolatura e riprendiamo lo stesso esercizio lateralmente, quindi la sedia possiamo tenerla davanti in modo da avere questa volta il supporto davanti a noi, sempre a portata di mano, e il movimento che facciamo questa volta è di un'apertura laterale, si ritorna sul posto e si allarga dall'altro lato. Di nuovo partiamo con un'apertura piccola, breve, quindi un movimento che ci permette di mantenere bene l'equilibrio, di mantenere bene il controllo del corpo, avendo cura ogni volta di sentire il piede bene in appoggio. Toccherà prima la punta e poi tutto il piede va a contatto col terreno. Se lo sentiamo stabile andiamo a spingere e tornare indietro. Non lavoriamo mai di fretta, quindi con la foga di dover fare l'esercizio, lavorando qui sbilanciati, facendolo male, è poco efficace e soprattutto c'è il rischio di perdere l'equilibrio o di farsi del male mettendo male la caviglia. Ok, torno, sciolgo un pochino facendo qualche passetto sul posto e andiamo a lavorare un po' più analiticamente sulla muscolatura delle gambe. La sedia è davanti a noi, possiamo già fare un esercizio per la parte posteriore della coscia. In particolare andiamo con un piede solo, poi cambieremo lato, a alzare il piede da terra e distenderlo posteriormente. Ora mi giro per far vedere meglio l'esercizio, voi potete mantenere la posizione che avete. Scelgo una gamba, io parto con la gamba destra, distendo la gamba, stacco il piede da terra e distendo la gamba posteriormente. Torno e ripeto. Cerco di allungare la gamba dietro, sempre mantenendo l'equilibrio sull'altro piede. Le mani in questo aiutano perché ho il supporto davanti a me, e accompagnando, se voglio fare un movimento molto ampio, accompagnando anche con le spalle il corpo, che naturalmente avrà la tendenza a inclinarsi in avanti. Non è necessario fare un movimento molto ampio, basta anche poco. Cercate di fare un movimento che sia sempre controllabile e che non vi porti a sentire un fastidio o una posizione scomoda o poco naturale. Torniamo col piede a terra, 2 passi sul posto per sciogliere e ripetiamo dall'altro lato, quindi con il piede sinistro nel mio caso, di nuovo lo stacco e lo distendo un pochino dietro al corpo. Cerco di mantenere la gamba distesa anche se non rigida. Un po' alla volta potete sempre provare ad aumentare l'ampiezza dell'esercizio, anche se è sufficiente sollevare di poco il piede dietro al corpo. Se volete fare un movimento più ampio, verrà naturale avanzare con le spalle. L'importante, ripeto, resta sempre avere il controllo del corpo, sentire di essere bilanciati sulla gamba che poggia a terra. Insomma, sentirsi sicuri durante l'esercizio. Ultimo movimento. Torno in appoggio e qualche passo sul posto per sciogliere. Fave. La gran quantità di fibre contenute nelle fave, oltre a influire positivamente sul buon funzionamento dell'intestino, è in grado di tenere sotto controllo i livelli di colesterolo, in particolare quello cattivo, favorendo così la salute dell'apparato cardiovascolare. Questi legumi regolano anche l'assorbimento degli zuccheri nel sangue, evitando picchi di glicemia e contribuendo a prevenire il diabete.
Mantengo la sedia di lato ora perché completiamo questa serie di esercizi portando il piede in avanti, quindi ho bisogno di spazio frontalmente. Di nuovo scegliamo un piede che resta a terra, l'altro invece si porta in avanti di nuovo con la gamba distesa. Lavorare sempre sullo stesso piede, sulla stessa gamba, senza alternare, rende l'esercizio molto più faticoso, perché non diamo il tempo al corpo, o meglio a metà del nostro corpo, di riposarsi, ma rimane sempre impegnato nello stesso esercizio. Questo probabilmente rispetto ad altre volte in cui alternavamo durante gli esercizi gamba destra e gamba sinistra ci farà faticare un pochino prima. Quindi interrompiamo le ripetizioni e cambiamo lato. Di nuovo porto il piede davanti al corpo, non serve sollevarlo molto, cerco di mantenere la gamba distesa, sempre con la possibilità di sostenermi, di bilanciarmi con un supporto. Ultime ripetizioni e rilasso, sciolgo del tutto. Questa serie di esercizi è molto completa perché ci fa lavorare con praticamente tutta la muscolatura delle gambe, delle cosce. Probabilmente si fa sentire anche un po' l'affaticamento perché abbiamo scelto oggi di fare un esercizio senza alternare gamba destra e gamba sinistra. Diventa un po' più faticoso ma anche un po' più efficace per certi versi. Proviamo se riusciamo a rimanere in piedi, altrimenti lo stesso esercizio si può fare anche da seduti, se sentiamo molta fatica sulle gambe. Proviamo mantenendo una posizione eretta, a finire un ultimo esercizio per gli arti superiori. In particolare portiamo le braccia lungo il corpo e tenendole distese andiamo a sollevarle lentamente all'altezza delle spalle. Ci fermiamo un istante, le portiamo davanti al corpo, sempre mantenendole all'altezza delle spalle. Ci fermiamo un istante e poi le portiamo su in alto sopra la testa. Un respiro per poi lentamente, quindi senza farle cadere, ma lentamente le accompagniamo e le riportiamo nella posizione di partenza lungo i fianchi. Sciolgo un secondo e riparto. Salgo con le mani aperte, le braccia allargate, mi fermo all'altezza delle spalle e poi traslo portando le mani davanti al corpo. Mi fermo un secondo e salgo del tutto puntando con le dita verso l'alto. Tempo di fare un respiro e poi scendo con le braccia allargate, distese, lentamente accompagno le mani nel movimento di discesa a farle tornare lungo i fianchi. Sgranchisco un attimo e subito si riparte. Più lento facciamo il movimento, più impegnativo poi diventa per la muscolatura delle spalle. Se quando portiamo le mani verso l'alto proviamo anche a spingere su, quindi andare con le dita a spingere bene in alto, aumentiamo ancora l'intensità di questo esercizio. Proviamo a ripeterlo un'ultima volta. Dopo aver sciolto le spalle iniziamo l'ultima ripetizione, proviamo a farla molto lenta. La lasciamo per ultima, la facciamo anche bella impegnativa, ci fermiamo un attimo all'altezza delle spalle, sempre molto lentamente trasliamo e portiamo le mani davanti al corpo. Ci fermiamo di nuovo con le mani all'altezza delle spalle e andiamo a salire per l'ultima posizione cercando di andare su bene molto alti. Spingiamo su con
le mani con le punte delle dita e poi lentamente concludiamo l'esercizio scendendo con le braccia distese e controllando fino alla fine il movimento. Sciolgo bene e iniziamo questi ultimi 10 minuti la fase di allungamento, quindi di stretching. Partendo dal collo vogliamo allungare i muscoli lateralmente, per cui rilassiamo le spalle, le manteniamo sciolte con le braccia lungo i fianchi e andiamo a inclinare la testa da un lato. Porteremo così in allungamento i muscoli del collo lateralmente e manteniamo la posizione cercando di respirare regolarmente e soprattutto ponendo l'attenzione alla muscolatura, cercando un allungamento e un rilassamento. Per risalire, attenzione, lo facciamo delicatamente, magari aiutandoci con una mano, e ripetiamo dall'altro lato. Di nuovo scendo finché il corpo me lo permette, cerco una posizione in cui allungo la muscolatura del collo e mantengo. Se sentiamo del fastidio, se sentiamo che abbiamo inclinato troppo la testa e la muscolatura duole, vuol dire che è un movimento un po' troppo ampio. Torniamo indietro e manteniamo una posizione che ci permetta di allungare e rilassare la muscolatura. Risollevo il capo sempre con delicatezza e piego la testa questa volta in avanti, quindi chino il capo, con lo sguardo vado giù verso le punte dei piedi, provo a avvicinare un pochino il mento al petto, chiudo come se dovessi appoggiare quasi il mento sul petto, finché non sento che si allungano i muscoli posteriormente al collo. Come al solito mantengo la posizione cerco di mantenere il respiro regolare e risalgo lentamente. I movimenti del collo, della testa possono sempre essere soggetti a qualche vertigine, soprattutto quando sono molto ampi o molto veloci. Quindi mi prendo un momento, se mi serve, per distabilizzarmi e vado ad allungare la muscolatura delle braccia. Un braccio alla volta, lo distendo davanti al corpo, incrocio e poi sostengo con la mano opposta il gomito. Sostengo e lo spingo verso il petto, verso la spalla. Mantengo la posizione respirando regolarmente. E poi accompagno anche in discesa il braccio in questo movimento, senza lasciarlo cadere per terra. Ripeto dall'altro lato. Sollevo il braccio, incrocio come se stessi accompagnando una porta e poi sostengo il gomito e lo spingo verso la spalla opposta. Cerco l'allungamento dei muscoli della spalla, quindi cerco una posizione in cui sento un po' di tensione ma senza fastidio. E poi, come prima, accompagno il braccio in discesa. Ci sediamo per gli ultimi esercizi per gli arti inferiori. Abbiamo lavorato molto con la gamba distesa che ci sosteneva e quindi con la muscolatura della coscia qui anteriormente. Per questo motivo adesso ci spostiamo un po'
a lato della sedia in modo da poter avere una gamba centrale molto stabile che ci garantisce l'equilibrio e quella che si trova più a lato svincolata, molto libera di muoversi. Indietreggiamo con il piede in modo da far scendere il ginocchio verso il pavimento. Più il ginocchio scende verso terra, più sentiamo che si allunga la muscolatura della coscia. Manteniamo la posizione. Sempre respirando, anche se questa posizione non va ad inficiare o a rendere più difficile la nostra respirazione. E poi con l'aiuto di una mano ci possiamo riportare seduti con le gambe pari e cambiare lato. Quindi cambiamo gamba, sia quella che ci sostiene davanti al corpo, sia quella che diventa più libera e si va a portare pian pianino dietro alla sedia. Più il ginocchio scende verso il basso, più si allunga la muscolatura della coscia. Un po' di respirazioni. Ci danno il tempo anche di questo esercizio. E proprio come prima, poi quando abbiamo finito, accompagniamo o il ginocchio o il piede con la mano, torniamo in posizione. Okay. Questo era l'ultimo esercizio di oggi. Abbiamo lavorato un po' di più sulle gambe, spero che sia stato efficace. Vi do appuntamento come al solito alla prossima lezione e vi ringrazio. Anche voi. Bravissimi.